Buonasera, buonasera, buonasera amiche e amici, buon martedì sera, bentornati a casa dal lavoro, buono studio, bentrovati ai giornalisti che sono sintonizzati. Ormai nell'epoca della comunicazione veloce è più facile connettersi per raccontare a voi, ma soprattutto agli italiani, come la vedo su quello che sta succedendo e su quello che succederà. Andiamo con ordine. Innanzitutto, ennesima dimostrazione del fatto che l'Europa non esiste o esiste a senso unico. Oggi ricorso di Francia e Germania contro un'azienda italiana che, rispettando tutte le regole e tutti i limiti, parlo di Fincantieri, ha osato acquisire un'azienda francese nel settore della cantieristica navale. Non capisco perché, quando un'azienda italiana, rispettando limiti e regole, si espande, va all'estero, acquista, cresce e dà lavoro sia in Italia che all'estero, in Europa, a Parigi o a Berlino, qualcuno fa ricorso. Ragazzi, non è così che funziona la libera concorrenza. Quando sono i francesi a comprare, a forcare, a disfare, va tutto bene. Sono stufo e rappresento un governo che non ha più intenzione di piegarsi a interessi economici di altri paesi. Se l'Europa esiste, ci sia parità di regole e di condizioni di mercato per tutti. Altrimenti ne trarremo le conseguenze. Seconda riflessione, un abbraccio particolare ai genovesi, ai liguri, ai risparmiatori di una banca che per pessime gestioni del passato, su cui spero che i giudici andranno fino in fondo, su cui spero che gli organismi di vigilanza come Banca d'Italia andranno fino in fondo, e penso a Carige, Cassa di risparmio di Genova. Sono orgoglioso del fatto che il governo di cui faccio parte sia intervenuto subito per mettere in sicurezza i risparmi di migliaia di italiani. Non gli interessi degli amici come è accaduto in passato, non per rovinare, dimenticare, abbandonare migliaia di risparmiatori che anzi noi nella manovra economica risarciamo con 1,5 miliardi di euro, ma abbiamo ritenuto nostro diritto e nostro dovere, a meno che anche in questo caso non metta becco l'Europa con la Banca Centrale Europea, mettere in sicurezza i risparmi di migliaia di piccoli risparmiatori. Immigrazione. Ora, io continuo a ritenere che per salvare vite umane occorra stroncare con le buone il traffico di scafisti, trafficanti e ONG che con la loro presenza aiutano il lavoro degli scafisti, lo sporco lavoro degli scafisti. Scafisti che poi, grazie a quel traffico di esseri umani, comprano armi e droga. Qua non è il problema di prendiamone 5, 10, 15, biondi, bruni, donne, bambini, giovani, anziani, fino a che dall'altra parte del Mediterraneo arriverà ai malavitosi che trafficano in esseri umani il messaggio che bene o male in Italia ci si arriva, che bene o male in Europa ci si arriva, la gente continuerà a essere usata, sradicata, ammazzata e trasportata nel deserto e nel Mediterraneo a rischio di morire. Quindi chi veramente ha a cuore il futuro di milioni di africani deve evitare che qualsiasi tipo di barchino o barcone arrivi sulle coste dell'Italia o dell'Europa. Non cambierò mai idea, non solo da Ministro degli Interni, che deve tutelare la sicurezza dei confini italiani e la sicurezza degli italiani, ma anche da padre, perché un cedimento oggi da parte di chiunque significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani gestito dai mafiosi e dagli scafisti. Non cambierò mai idea. Chi vuole salvare vite deve bloccare gli scafisti. Chi vuole aiutare l'Africa a tornare uno splendido continente da cui non scappare, ma in cui fermarsi a vivere e a lavorare, deve bloccare gli scafisti. E delle navi che non rispettano le regole, che battono bandiere straniere, che pensano di imporre con ricatto a paesi liberi e sovrani un'immigrazione fuori controllo. Questo non avverrà mai col consenso mio e della Lega. E se qualcuno, anche all'interno del governo, accetterà di cedere alle imposizioni di scafisti, trafficanti e ONG, non farà un buon servizio né a quelle donne e a quei bambini, né all'Italia, né al continente africano.
Non cambio e non cambierò mai idea. Poi ognuno si prende le responsabilità delle sue scelte. Chiaro? Lo dico col massimo rispetto dei colleghi di governo, del contratto di governo, però andremo ad approfondire tutto. Ad esempio sono in fase di elaborazione i decreti attuativi sia per quota 100 della legge Fornero che per il reddito di cittadinanza. Io conto che sia contenuto tutto quello che era previsto. Nel reddito di cittadinanza, ad esempio, i sostegni ai disabili e alle famiglie numerose, che non vanno penalizzati ma vanno premiati. Io darò il mio consenso a questo atto di civiltà, a questo aiuto ai disoccupati, ai bisognosi, ai dimenticati e agli ultimi, a patto che ci siano tutti gli ultimi, disabili e famiglie numerose in primis, non in fondo ma davanti, perché chi ha il coraggio, la gioia e la voglia di mettere al mondo dei figli deve cominciare a essere premiato in questo paese, non il contrario. Anche perché io ricordo che in questo momento, mentre in migliaia state seguendo questo live, vivono in Italia 1 milione di bambini sotto la soglia di povertà. Ed è mio diritto e mio dovere lavorare per aiutare questi bambini a tornare alla dignità e alle possibilità di tutti gli altri bimbi che vivono in Italia. E quindi è giusto occuparsi e preoccuparsi di chi ha bisogno dall'altra parte del mondo, ma prima penso che sia nostro dovere, da governanti, da sindaci, da ministri, da governatori, preoccuparci degli italiani in difficoltà adesso, non domani. Lo dico anche a quei sindaci ribelli che non vogliono applicare il decreto sicurezza perché vogliono più diritti per gli immigrati. Lo dico anche a quei governatori ribelli, dal Piemonte alla Basilicata, dalla Toscana all'Emilia-Romagna, che hanno centinaia di migliaia di italiani poveri e senza una casa popolare, senza un lavoro, che vivono nelle loro terre, ma passano i primi giorni di questo nuovo anno preoccupandosi di Salvini, del decreto sicurezza e dei diritti da estendere anche agli immigrati che ancora non hanno un documento di legittima permanenza in questo paese. Basta. Le regole ci sono e vanno rispettate, i confini di un paese ci sono e vanno rispettati. In Italia si arriva se si ha diritto di arrivarci. In Italia si arriva in aereo, con ONG serie, con associazioni serie, se si scappa davvero dalla guerra. Non ci sarà mai l'ok mio e dei ministri della Lega ad ulteriori strappi alle regole, per 1 o per 100. Mi si dice è un momento eccezionale, ma vi pare normale che io sia stato indagato per aver trattenuto in un porto italiano in piena estate, al caldo, con viveri, acqua, medicine e supporto medico alcune persone, e un paese come Malta, con la complicità di altri paesi europei che hanno la responsabilità delle navi delle ONG nelle acque maltesi, e penso a Germania e Olanda, tenga lontano, miglia dalla costa, un barcone da giorni e giorni con 49 persone a bordo. Acque maltesi, nave tedesche e olandesi, e chi si deve far carico del problema? L'Italia e gli italiani, che hanno accolto quasi 1 milione di persone via mare negli ultimi anni. No. Col mio ok? No. Con la mia complicità? No. Anche perché, ripeto, l'unico modo per fermare il traffico di esseri umani è dimostrare nei fatti, come abbiamo fatto in questi 7 mesi, che in Italia da irregolari non si arriva più. Anzi, semmai dall'Italia, da irregolari, si torna indietro. Dove sono Parigi? Dove sono Berlino? Dove sono Amsterdam? Dove sono i commissari europei? Dove sono i leader della sinistra europea che si riempiono la bocca bla 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 di generosità, solidarietà, accoglienza, e gli italiani sono brutti, cattivi, razzisti, egoisti, fascisti, nazisti, ignoranti e bla e bla e bla. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. Questo è quello che da Ministro dell'Interno ritengo di avere il diritto e il dovere di sostenere. E penso che voi siate in stragrande maggioranza d'accordo, a prescindere dall'essere più o meno leghisti. Se c'è una regola va rispettata, se ci sono dei confini vanno rispettati, altrimenti è il caos, altrimenti è l'anarchia. Non cambio e non cambierò mai idea.
ok? Penso ad altri fatti di cronaca di oggi, e c'è una proposta di legge per le videocamere negli asili e nelle case di riposo che va un po' troppo a rilento per i miei gusti. Se ci fosse bisogno faremo un decreto per tutelare bimbi, disabili e anziani usati, maltrattati e malmenati da pochi che non possono chiamarsi maestre o infermieri. Nell'interesse dei tantissimi infermieri e delle tantissime maestre che fanno benissimo il loro lavoro, io voglio andare a beccare quei criminali che negli asili, negli ospedali e nelle case di riposo maltrattano persone indifese. Questo voglio fare. E quindi è stata una giornata lunga, positiva, di incontri, di proposte. Ho ascoltato sindaci, ho ascoltato imprenditori, ho incontrato rappresentanti di diverse categorie di lavoratori. Domani mattina presto vado in Polonia a incontrare il primo ministro, il ministro degli interni, a cercare di creare legami sempre più ampi fra chi vuole cambiare un'Europa senza cuore, senza anima, senza un progetto, senza radici, senza un futuro. Un'Europa che da 15 giorni è in balia di 2 ONG e non riesce a dare una soluzione a un problema che abbiamo risolto noi tante e tante volte in passato. E quindi nell'augurarvi una serata serena il quanto più possibile, vi ribadisco il mio impegno di coerenza, di concretezza, di trasparenza. Generosità significa accogliere in Italia con le vie regolari e permesse dalla legge chi scappa davvero dalla guerra. Sono stufo di cedere a ricatti, di trafficanti e pseudo-associazioni di volontariato che fanno politica usando donne e bambini per attaccare questo o quel governo. Chiaro? Lo dico con la massima trasparenza e serenità anche agli amici del governo, anche ai miei colleghi di governo. Se ci sono regole vanno rispettate, che ogni ministro si occupi delle sue competenze, altrimenti punto, anche perché stiamo lavorando tanto e bene. Basta guardare come schiumano di rabbia ogni giorno giornalisti di sinistra, professoroni di sinistra. Oggi tal professor Canfora dice che la Lega è un partito fascistoide, che Salvini è un fascistoide, e minacce di qui, e insulti di là, e bugie, e menzogne. Io tiro dritto nel nome della trasparenza, del buonsenso, della giustizia sociale e di quello che voi dall'altra parte di questo video mi chiedete di fare, con rigore, con tranquillità, ma con assoluta fermezza. In Italia si entra chiedendo per favore e dicendo grazie. L'integrazione è possibile se i numeri permettono che questa integrazione sia possibile. L'eccesso di numeri favorito dalla sinistra e dall'assenza europea degli ultimi anni non permette integrazione. Quindi vi ringrazio per il sostegno, non mollo di 1 millimetro, continuerò a fare gli interessi degli italiani, dei milioni di immigrati regolarmente, tranquillamente, pacificamente presenti in Italia, ma non cederò mai a ricatti o minacce che arrivano da qualcuno che infrange le regole e vuole fregarsene della nostra storia, dei nostri confini, della nostra tradizione, della nostra cultura, del nostro passato e soprattutto del nostro futuro. Grazie, grazie, grazie. Finché ci siete voi, contate su di me.